visto? Non dica non te l'avevo detto. Eccoci Non dica non te l'avevo detto. Raffaele Schettino, allora, lei è candidato presidente del terzo municipio. Sì. Terzo municipio, ma insomma, è qui a questa manifestazione per la pista ciclabile di Noviano Mentana, ma in questo momento di crisi, le sembra una cosa seria spendere dei soldi per una pista ciclabile? Una cosa serissima. Diciamo che questo progetto è del 2007, quindi approvato dalla giunta Veltroni e poi confermato, come dicevamo, dalla giunta Alemanno. Però non vediamo nemmeno un metro di pista realizzata. Il bello è che spostandoci sul lato destro, sul lato sinistro della lontana, guardandola da Piazza Sempione, abbiamo un altro progetto di municipio per tutto il terzo municipio e neanche lì un metro di pista ciclabile realizzata. È una cosa serissima, noi vogliamo una mobilità diversa, Roma è congestionata dal traffico, dobbiamo liberare Roma dal traffico, come diciamo, e lo dico... Nel programma del Movimento 5 Stelle è prevista il favore, la realizzazione di piste ciclabili, la riduzione della velocità, il limite della zona 30, il bike sharing e tante altre cose. Ecco, io mi sono fatto un giro sui siti dei vari partiti, queste cose sono previste da tutti i partiti, dall'estrema sinistra fino all'estrema destra. Ci vuole stupire con effetti speciali. Con una proposta estremamente concreta e fattibile. Io innanzitutto guardo ai fatti, c'è la proposta, però non è stato realizzato un metodo di pista ciclabile. Parliamo di fondi, come facciamo? Noi ridurremo tutti i costi inutili della politica romana, dalle spese enormi dell'amministrazione che hanno messo Roma in ginocchio, dalle municipalizzate al clientelismo, alle nomine facili, ai dirigenti facili. Insomma, si può tagliare dove non serve per creare servizi ai cittadini. In qualche modo ci riusciremo. Va bene. Nei primi 100 minuti della sua consigliatura, cosa farebbe? Nei primi 100 minuti. Un fax di sollecito al sindaco lo possiamo fare? Sì, oltre a un fax di sollecito al sindaco, dicevamo prima, guarderei un pochino più attentamente nel bilancio, parlavamo di rimborsi orari, di rimborsi chilometrici. Non sappiamo che la nostra amministrazione municipale ha speso fior di quattrini per pagare rimborsi chilometrici ai nostri amministratori. E con che mezzo si muovono i nostri amministratori? I nostri amministratori si muovono con la macchina e sembra che siano residenti nelle Marche, vengono tutti i giorni dalle Marche per amministrarci in terzo municipio. Ecco, quei soldi possiamo risparmiarli subito e li iniziamo a utilizzare per qualcosa di utile. Bene. Ultima domanda, con che mezzo è venuto lei qui oggi? Sono venuto in bicicletta con Lucia, candidata al comune. Poi se volete un ragguaglio di tutti gli amministratori e dei soldi che si sono presi in questo modo, siamo a disposizione. Bene, grazie. Arrivederci. Arrivederci.